Una colonna portante, una voce mitica della festa dei Gigli, prima cantante e poi capo paranza. Stiamo parlando del mitico Tanino Tortora. Prego la clip. Amici di Piazzetta Gigli, ben ritrovati al Chucky Pay qui a Palma, Campania. Questa sera vogliamo lanciare proprio dal Chucky Pay l'angolo dell'Amarcord, sì, perché vogliamo ricordare insieme a tutti quanti voi una delle figure leggendarie della festa dei Gigli di Nola, la figura di Tanino Tortora, e lo vogliamo fare con due nipoti di Tanino Tortora che vado subito a presentarvi, a salutare. Alla mia sinistra Vincenzo Spagnol. Buonasera Vincenzo, alla mia destra Giosuè Bernardo. Ecco, prima di fare questa chiacchierata per ricordare Tanino Tortora, pregherei subito la regia di lanciare una breve clip che ricorda proprio la figura di Tanino. Vediamo. Che aumenta e fa una rura, fate sure sulle base e sta gente che non crede, con la figlia non lo vede, la passione fa cantare. Gente non ha camminato, la stai là, che ballate e che pupate e che ballate, ma da fonte si vedeva sta sbranata. Immagini bellissime che abbiamo visto, una clip che racchiude proprio il percorso artistico di Tanino Tortora, anche se lo vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, il vero nome di battesimo di Tanino era Gaetano Tortora, meglio noto a tutto il popolo nolano e non solo come Tanino. Allora, il suo esordio artistico, Vincenzo e Giosuè, voi me lo avete detto insomma qualche secondo fa, risale all'inizio degli anni 30, un'epoca particolare da un punto di vista artistico e strumentale, soprattutto perché in quel periodo insomma è noto a tutti che non c'era l'amplificazione musicale, per cui Tanino insomma, in questo la natura gli è stata anche favorevole, è stata generosa, aveva una grandissima estensione vocale, la sua voce insomma arrivava oltre la città, da un capo all'altro, insomma si ascoltava, si sentiva senza alcuna difficoltà. Tantissimi gli aneddoti che circolano intorno alla sua figura, ne vogliamo ricordare qualcuno? Uno degli aneddoti più eclatanti che mi viene in mente è risale al periodo del secondo conflitto mondiale, in cui lui era a distanza a Tripoli e faceva da scorta al generale Rommel, la famosa volpe del deserto. Lui faceva parte della PAI, la famosa polizia africana italiana. Rommel conosceva questa sua passione per il canto e quindi gli fece un regalo, perché nel periodo della festa della mamma lo fece cantare per radio la canzone della mamma, che venne poi ascoltata in tutta Italia e soprattutto arrivò la voce ai suoi concittadini a Nola. Uno dei maestri che l'ho preso a ben volere fu il famoso maestro Angelini di Roma. Per un certo periodo infatti Tanino andò a vivere a Roma e subito si fece notare da questo maestro Angelini, che lo prese a ben volere. Infatti lo fece partecipare al festival romano Noi Altri. E in questo festival lui fece il primo posto.
Dopodiché, appassionandosi alla voce di Tanino, gli chiese comunque di rimanere a Roma e di studiare per diventare un grande tenore a livello nazionale. In effetti lui forse ne sa un po' più di me perché ha anche vissuto qualcosina. Io, diciamo, vado attraverso le reminiscenze dei ricordi di famiglia. Innanzitutto voglio dire che oltre a fare il cantante, lui era anche una persona che si faceva volere bene un po' da tutti, insomma rispettato da tutti per la sua bontà, per il suo modo di fare. Un grande, diciamo, si accompagnava molto bene a tavola perché era un bravo, diciamo, un bravo bevitore, diciamo. Ricordiamo questo episodio con il tenore Buti che venne a Nola per fare una performance, uno spettacolo, e si trovò in osteria proprio con mio zio che preso anche da un grande tenore, vogliamo dire il nome? Carlo Butti. Quindi lui forse con qualche bicchierino in più, diciamo, si avvicinò a questo tenore sfidandolo a cantare e uscirono diciamo, a mo' di posteggia per le strade di Nola e fare questa diciamo, fu proprio lanciata una sfida. Infatti dopo ore, diciamo, interminabili di canto a squarciagola, il tenore Buti si fermò e disse una frase: basta, non ce la faccio più, io a Nola non ritornerò mai più. Proprio accettò questa sconfitta e scappò via, proprio impaurito. Diciamo. Vabbè, il nostro Tanino anche in quella circostanza ha tenuto alto il nome di Nola, ma anche in altre circostanze, Vincenzo, se non sbaglio, ha tenuto alto il nome di Nola, perché Tanino Tortora è stato il promotore di una vera e propria iniziativa che poi è stata ripresa dai più grandi artisti. Insomma, Tanino è stato il primo a incidere 78 giri. Bisogna pensare che poi negli anni 50 non era da tutti poter incidere un disco, soprattutto in vinile, i famosi 78 giri, i dischi grandi che si incidevano su un solo lato. In effetti lui ha avuto la fortuna di incidere per primo una canzone dei Gigli che poi è stata pubblicata a livello nazionale e quindi fa parte un po' della storia del nostro paese qui di Nola. Anche perché, diciamo la verità, Tanino fa parte proprio lui stesso della storia. È una leggenda, è una leggenda. Come voce, come persona, come per gli episodi. E poi soprattutto, insomma, è noto Tanino per il suo grande amore nei confronti dei Gigli, tant'è vero della festa dei Gigli, prima come cantante e poi come capoparanza, non lo dimentichiamo. Infatti lui, diciamo, dopo questi 30 anni di onorata carriera, diciamo, di cantante, lui si è anche, pur di rimanere nell'ambito di questa festa che lui amava tantissimo, è diventato capoparanza. Quindi ha portato avanti la festa dei Gigli, essendo capoparanza di varie paranze, poi tra l'altro forestiere, Barra, Brusciano, e anche in un certo modo, insomma, l'ha si è fatto apprezzare da tutti. Quindi è diventato un vero e proprio leader della festa. Quindi diciamo che a un certo punto si è spogliato proprio dei panni del cantante, ha preso i panni del capoparanza, però ha lasciato il testimone per quanto riguarda la voce, ha un grande nome artistico che Enzo Parisi, che abbiamo ricordato all'inizio proprio della nostra trasmissione Piazzetta Gigli. Allora, insomma, una bellissima figura quella di Tanino Tortora, un profilo a 300. In effetti avrei anche modo di raccontare qualcosa che diciamo non si può raccontare. Questi sono episodi che ci fanno, diciamo, lo possiamo dire. Che intendi che non si può raccontare? Potrei raccontare il fatto del ginocchio avvenuto in albergo. No, vabbè, Giuseppe, per carità, è vero che stiamo in fascia protetta perché andiamo in onda dopo le 23, però ecco, per tutti i telespettatori che vogliono... Voi che diciamo, voi nolani, che chiedete del fatto del ginocchio, perché è un fatto molto... È un aneddoto particolare che io ho avuto modo di conoscere, però chiedete alla famiglia Bernardo e Spagnoli, insomma, questo piccolo aneddoto. Noi intanto ci finiamo qui, grazie per aver partecipato ed aver accettato il nostro invito, grazie a voi soprattutto, è rivissuta questa sera. Io proporrei anche un brindisi, diciamo, a mio zio, alla festa dei Gigli, a questo programma meraviglioso. Questo programma meraviglioso che questa sera ha fatto rivivere il ricordo di Tanino Tortora e noi brindiamo a lui e anche ai suoi successori. Ci sarà un successore di Tanino Tortora? Sicuramente, lo scopriremo. Io arrivo a sta città